ma purtroppo quella lì è stato un trappolone, un tentativo di trappolone, che non ha voluto assolutamente invece portare il discorso sul livello di costruire qualcosa, e c'è una parte del Consiglio Comunale e delle forze di opposizione che ovviamente erano strettamente collegate a questo, tant'è che hanno fatto interventi dirompenti all'inizio, anche di cattivo stile, per poi uscire e adesso ovviamente è parte attiva di quel comitato. Quindi non c'era buona fede. Io non sono d'accordo non c'era buona su questa fede. analisi che ha fatto con la vabbè, ma i fatti sono questi. Avete chiuso la riunione in 4. Perché la questione... Eravate 4 in aula, vuol dire che era tutto costruito per fare altro, non per affrontare il problema della sicurezza. Siamo andati sotto e abbiamo trovato in effetti le persone che manifestavano e che parlavano. Adesso quando una persona parla non è che bisogna stroncarla e dire siete in malafede, no, condivido anche che sia difficile. Ma hai letto l'emendamento che abbiamo approvato? L'ordine lo dovete fare voi. Dov'è la differenza di visione? L'ordine lo dovete fare voi ma leggi? Forse tu non hai letto ieri sera, non altri spetta impegni. A noi. Non dico manganelli free, che non potrei dirlo perché ci mancherebbe, ma dice anche che hanno bisogno anche gli operatori poi di poter essere tutelati nell'esercizio. E questa qua secondo te è a sinistra, come mai l'hanno approvata? Ma rispondi come mai l'hanno approvata, no? Se siamo tanto diversificati, è un ventaglio di proposte. Quella è aria fritta. No, non è aria fritta, questo è quello che dici tu, battere i pugni. Bisogna agire subito. Questo è battere i pugni. Il sindaco è delegato ad agire subito. Ma tu vuoi avere uno sceriffo? Il sindaco deve intervenire e gliel'ho chiesto anche ieri. Perché si specula, si suffia sulla paura per pensare che questo può portare a cosa? A cosa? A vincere le elezioni? Ma quali elezioni? Che arriveranno fra 4 anni? Difatti l'ho detto ieri sera, state sereni. E io ho già intravisto nel vostro mondo preoccupazioni, perché dovete preoccuparvi che qui si crea il movimento che vuole portare il nuovo sindaco di Udine. Quindi state attenti a questo, non a noi.